Carissimi amici e soci del gremio, oggi nella ricorrenza dei 130 anni dalla nascita di Antonio Segni, siamo qui con alcuni amici che adesso vado a presentarvi per ricordare questo grande personaggio al quale il gremio è particolarmente affezionato e riconoscente per via del rapporto ininterrotto che c'è stato tra Antonio Segni e l'Associazione dei Sardi di Roma e il gremio, che è culminata in una famosa visita alla sede del gremio, quando il gremio, presidente l'onorevole Salvatore Mannironi, aveva sede in via del Corso, Palazzo De Scalchi, e parliamo del 23 gennaio del 1964, e Segni era Presidente della Repubblica. Allora oggi noi lo ricordiamo con questi amici ai quali do il benvenuto. Il primo è qua al mio fianco il professor Mario Segni, il figlio del Presidente, anche lui con una vicissitudine di relazioni e di rapporti con il gremio, perché così come Antonio Segni era stato il primo Presidente onorario della nostra associazione dal 1955 sino alla sua morte nel 1972, successivamente è stato, e lo è ancora tuttora, Presidente onorario del gremio Mario Segni. L'altro amico che collabora con noi per questa rievocazione del personaggio è Antonio Casu, consigliere, caposervizio e bibliotecario alla Camera, anche lui scrittore, saggista, e presidente di una importante associazione, cenacolo letterario, intestato a Tommaso Moro o a San Tommaso Moro. L'altro amico che ci dà collaborazione oggi è l'attore Francesco Madonna, anche lui sardo, nativo di Cagliari, romanizzato, amico del gremio. Allora vi ringrazio, vi do il benvenuto e io inizio questo percorso su Antonio Segni chiedendo a Francesco Madonna di leggere due primi brevi commenti sul rapporto di affetto e di consuetudine fra il gremio e Antonio Segni. In occasione del primo incarico a Presidente del Consiglio dei Ministri, quando non ancora Presidente onorario del gremio, lo diventerà infatti nel 1959 sotto la presidenza di Cesare Ordioni, il gremio gli invia nel 1955 una lettera di congratulazioni a firma degli oltre 90 soci presenti all'assemblea tenuta in Santa Palomba, ospiti del conte Gianni Ticca. Onorevole signor Presidente, mi onoro di trasmettere all'eccellenza vostra l'ordine del giorno votato per acclamazione. I soci del gremio riuniti a Santa Palomba in assemblea generale inviano ad Antonio Segni un deferente saluto, con l'augurio, come primo sardo, al governo del paese con la sua opera illuminata che possa accrescere il prestigio dell'Italia nel mondo e della Sardegna in Italia. Firmato Siro Fadda Presidente, Pasquale Marica Segretario. Seguono tutte le firme, tra le quali Giuseppe Anedda, Gavino Gabriel, Melchiorre Melis, Cesare Ordioni, Bastia Pirisi, Ennio Borrino e Gianni Ticca. La visita del Presidente Antonio Segni. Il 23 gennaio 1964 il gremio riceve il Presidente della Repubblica Antonio Segni, accompagnato dalla moglie Donna Laurea. Nella splendida sede di via del Corso, Palazzo De Scalchi, è giorno di festa e orgoglio sardo, con due ragazzine in splendido costume barbaricino. A riceverlo il Presidente l'onorevole Salvatore Mannironi di Nuoro, poi Ministro della Marina Mercantile, e il fondatore del gremio Pasquale Marica. Ecco, prima di concludere questo ricordo dei rapporti fra Antonio Segni e il gremio, io vorrei ricordare che il nostro fondatore Pasquale Marica, cui ha fatto cenno in ultimo Francesco Madonna,
che è il personaggio che vediamo in alcune foto stringere la mano ad Antonio Segni, è l'autore di una bella biografia su Antonio Segni pubblicata nel 1964, quindi vivo ancora Antonio Segni. Ecco, questo è giusto per vederlo il volume dal quale abbiamo tratto anche qualche altra breve lettura di cui in appresso. Ecco, adesso prima di proporre al professor Segni qualche riflessione, volevo chiedere di nuovo a Francesco Madonna di leggere alcuni passaggi tratti appunto dal libro di Pasquale Marica che rappresentano, secondo me, molto bene l'ambiente sassarese, l'ambiente umano, sociale ed intellettuale all'interno del quale è nato e cresciuto Antonio Segni. Quindi Francesco, a te la parola. Sassari non è città da prendere a capo. Quando vi appare come un grosso borgo rurale, malgrado qualche sua recente ambizione metropolitana, vi affrettate a giudicarla provincialotta e sempliciotta. È profondamente religiosa nel suo popolino più schietto, che ama le processioni e le parate sacre, ma per indole è ribelle al conformismo. Le dottrine magazziniane in Sardegna fecero presa nei tempi del più supino re ossequio ai re Sabaudi. Solo a Sassari, ma anche se in una delle sue più vaste piazze, sorge il solo monumento dedicato nell'isola a Vittorio Emanuele II. Sassari è città complessa e irrequieta come la sua storia. Ha l'ambizione di considerarsi la capitale del nord e la sua passione è la campagna. È fiera della corona di orti e frutteti che la stringono in un cordiale amplesso verde. Anche accettando la fatale necessità della sua industrializzazione, soffre del cemento armato che contende lo spazio alle sue carciofolaie. A Sassari prevale ancora, almeno numericamente, la popolazione schiettamente rurale. Umanità senza colletto, composta di zappatori e artigiani, vanagloriosa, sanamente plebea, che coltiva con pessimismo tutto suo e che sfoga nella goburra il suo umore beffardo, che passa dalla chitarrata alla invettiva sarcastica, benché nella sarita metta più spazzo che collera. Pronto alla briga, a parole fallatio, il giacobino, ma recita anche il rosario e beve con l'avversario nello stesso bicchiere. Alla questura dà poco fastidio, i delitti di sangue sono a Sassari pressoché ignoti. A questo popolino minuto si affianca la borghesia composta di professionisti, di magistrati, di impiegati e di artigiani, anch'essi in fondo all'anima tendenzialmente giacobini, di un giacobinismo che non potendo in altro modo si manifesta con la satira, la critica, lo sfottò. Sono sempre in fondo anch'essi uomini liberi che sanno fotte dello prefetto, che si infischiano del prefetto, come Pompeo Calvia fa dire a uno dei suoi più spassosi zappatori. Sassari ritiene di essere il sale e il pepe della politica isolana. I suoi parlamentari li vuole all'opposizione, i suoi pubblicisti e artisti all'avanguardia. La sua stessa stampa, anche quella più conformista, rivendica una indipendenza di giudizio che non tollera limitazioni. In questa grossa borgata, simpatica e generosa, nacque Antonio Segni e si formò il suo carattere. Allora, professore, come si ritrova in questa ambientazione che è stata descritta da Pasquale Marica a suo tempo? Personalmente io ad esempio ricordo molto velocemente che avevo forse 15 anni quando da Iteri andai a Sassari a studiare, Piazza d'Italia, la vostra casa lì in Viale Umberto. Io penso di aver respirato quel tipo di atmosfera. Quel tipo di atmosfera non c'è più, naturalmente, è cambiato il mondo, è cambiata anche Sassari. Però voi avete toccato un tasto che nella vita di mio padre, nella vita personale, nella vita politica, è importantissimo, che è la Sardegna.
Antonio Segni fu un sardo attaccato in maniera, direi, morbosa alla Sardegna. Credo che sia stato l'uomo politico, almeno certamente fra i più rilevanti, più sardo intrinsecamente e più attento a quello che capitava in Sardegna. Guarda, io ho ritrovato, questo lo voglio leggere, proprio un pezzetto, una frase di una delle tante cose che scrisse Indro Montanelli su di lui. Montanelli era naturalmente caustico in poche parole, e dice: l'amore di Segni per la sua Sardegna è qualcosa di carnale, ammesso che si possa usare questo termine per una persona così diafana. Ogni venerdì pomeriggio non c'è crisi politica, non c'è problema di governo, non c'è tempesta meteorologica che lo possa dissuadere dal prendere l'aereo per la Sardegna. E fu in effetti, per lui era una profonda, era verità, lui era così, era un pezzo di Sardegna. In tutta la sua vita c'è un solo episodio in cui lui ha rischiato di allontanarsi dalla Sardegna, perché intorno al 1930, adesso non ricordo bene l'anno, si liberò la cattedra di procedura civile all'Università di Napoli. Lui fece domanda di andare a prendere quella cattedra, la domanda fu accolta e poi fu bocciata, fermata, insomma, dal Ministero, perché non era iscritto al partito fascista e quindi non erano ammesse queste cose. Ecco, se non fosse intervenuto il veto di quel governo, sarebbe andato a insegnare a Napoli e la famiglia credo si sarebbe trasferita a Napoli, forse avrebbe vissuto una vita completamente diversa, forse tutti noi avremmo avuto una vita diversa, o forse più probabilmente non avrebbe resistito molto e dopo qualche anno sarebbe tornato in Sardegna. Questa è la cosa più probabile di tutti quanti. Il suo interesse per la vita sarda era enorme. Lui aveva due idee fisse riguardo alla Sardegna, me lo ricordo. Una erano i trasporti, naturalmente, e l'altra era l'acqua, i bacini, proprio l'idea che la Sardegna, finché non avesse risolto questo problema, sarebbe stata infatti fu uno dei promotori di tutto questo campo, fece molto. Allora credo che fu uno che già lanciò l'idea della comunicazione, della intercambiabilità fra i bacini, che allora poi risultò tecnicamente impossibile. Credo che adesso è possibile, credo che qualcosa si sia fatto proprio per ovviare a questo. Ma per esempio andiamo a un momento importante della storia sarda, piano di rinascita. Se ne occupò per anni, fu un acceso sostenitore, minacciò pubblicamente con lettera di dimettersi, poi era ministro degli esteri con Fanfani se non fosse stato approvato, poi fu approvato, il che non gli impediva poi di essere critico spesso verso la sua Sardegna, la regione, perché dopo un po' di tempo scrisse un articolo rimasto anche famoso sulla nuova Sardegna: si possono spendere male anche 300 miliardi, in parte forse fu anche un po' profeta, cioè già disse attenzione, i soldi li avete, ma adesso bisogna spenderli bene. Alle prime avvisaglie che le cose non andavano tanto bene scrisse questo. Fu, per esempio, si raccontava anche al Ministero degli Esteri che da Presidente del Consiglio rischiò una crisi diplomatica con gli Stati Uniti, che avevano messo un dazio speciale, un problema che è ancora oggi attuale, sul pecorino sardo, fece una mezza rivoluzione e riuscì a farlo togliere. Insomma, qui vorrei che un giorno fossero a Sassari pubblicate le lettere che si scriveva con Aldo Cesaraccio, che fu a lungo direttore della Nuova Sardegna, frumentario, no? Grande personaggio il giornalino sardo, che era molto suo amico. Ci fu un interscambio molto intenso, si parlavano spesso, e tra l'altro mi ha confidato Cesaraccio che poi mio padre gli aveva spiegato che poi lui faceva scrivere degli articoli di attacco e di lamentela apposta, poi li ritagliava e li mandava al ministro competente dicendo: guarda che a Sassari c'è un grande problema di questo genere. Insomma, era un sardo doc, su questo non c'è dubbio. Grazie.
Ecco, andiamo avanti cercando di vedere adesso l'aspetto del politico di Segni, cioè qual è stata l'importanza, la figura politica di Segni. E quindi chiedo adesso l'intervento di Antonio, così perché ci tratteggi quella che è stato il percorso politico di Antonio Segni. Intanto grazie dell'invito, naturalmente. La carriera politica e quella universitaria di Antonio Segni si intersecano per una larga parte, sicuramente fino ai primi anni 50. Vale la pena ricordare che Antonio Segni studia al liceo classico Azzuni a Sassari, che è l'unico liceo che io conosca che abbia avuto tra i suoi studenti 2 presidenti della Repubblica e 2 leader dell'opposizione, cioè Antonio Segni e Francesco Cossiga nella prima categoria, Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer nella seconda. Segni e Togliatti studiavano all'Azzuni negli stessi anni. Lui, con la breve interruzione della prima guerra mondiale, dove è ufficiale di artiglieria, tutta la sua carriera universitaria è di impronta civilistica, ma già allora le 2 attività, quella di studio e quella politica, si intersecano. Se è vero che lui risulta uno dei primi fondatori del primo circolo di azione cattolica a Sassari, intestato a Silvio Pellico, e svolge attività pubblica nella sua militanza cattolica fino all'avvento del regime fascista, l'assassinio di Matteotti. Dopo l'assassinio di Matteotti, rispetto al quale Antonio Segni prende parte al comitato delle opposizioni, lui si allontana da ogni attività pubblica per un 20ennio addirittura, e lì si sviluppa invece la sua carriera universitaria. Lui insegna a Perugia dal 1920 al 25, diventando anche professore straordinario, e insegnerà poi successivamente un anno a Pavia, a Sassari e a Cagliari. Dell'Università di Sassari sarà magnifico rettore tra il 46 e il 51, quando lascerà, si dimetterà per assumere l'incarico di ministro della pubblica istruzione, e poi nel 54 sarà chiamato a sostituire, cioè praticamente nella cattedra che fu del suo antico maestro Chiovenda, presso il quale si era laureato con una tesi di natura civilistica, il Vadimonium si intitolava, e nel cui studio aveva conosciuto Pietro Calamandrei, che fu uno degli incontri che erano destinati a rimanere come amicizia e come fermento di idee, di interscambio di idee anche nei decenni successivi. Mentre ovviamente questa, diciamo, la carriera universitaria di un numero 1 come fu all'epoca Antonio Segni, però la carriera politica in senso tecnico inizia nel 24, quando lui è candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Sardo, ma risulta il primo dei non eletti. Dopodiché, come ho detto, si astiene dal partecipare alla vita pubblica fino al 43. Fino al 43, nel 43 addirittura è tra gli organizzatori della DC clandestina, in sostanza, del movimento clandestino del nuovo partito cattolico che si stava riorganizzando, e fa nell'aprile del 43, lo ricordano alcuni storici, alcuni biografi, un gesto di straordinario coraggio, cioè avanza, muove un attacco con molto coraggio, un attacco alla statolatria del regime fascista, tanto da far dire ad alcuni storici che fino al rientro di Emilio Lussu, che è avvenuto nel 44,
Antonio Segni, dopo l'8 settembre del 43, dopo l'armistizio, diventa il più autorevole esponente dell'antifascismo sardo. Si lega quindi con i fondatori della nuova Democrazia Cristiana, De Gasperi, Spataro, e praticamente è da quel momento in poi che nasce, si innesta, diciamo, nella vita di Segni non solo il suo impegno politico, ma anche quello istituzionale. Diventa nel 1944 è sottosegretario del secondo governo Bonomi e sottosegretario del Ministero dell'Agricoltura, guidato da un comunista che era Fausto Gullo, e lì però si muove già il primo riformismo sociale, su cui so che ci sarà un approfondimento successivamente, perché le parole che muovono Segni vanno in questa direzione. Tra l'altro c'è da ricordare il decreto di proroga dei contratti agrari di quel periodo, il decreto Gullo prende il nome dal ministro, sulle concessioni pluriennali di terre incolte a favore di contadini e dei braccianti. Viene eletto all'Assemblea Costituente nel Collegio di Cagliari, diventa ministro dell'Agricoltura nel 1946 e si concentra su aspetti come per esempio la crescita della produzione. Devo dire che bisogna ricordare che l'Italia di quegli anni era quella del miracolo economico, quella che in alcuni anni aveva portato il PIL intorno al 6% annuo, per significativo, per un rilevante torno di tempo. Nel 1947 c'è vorrei citare solo brevissima anche qualche riga di una accorata perorazione. Lui trasmette al Presidente del Consiglio nel 1947 una specie di memorandum, diciamo, una nota, nella quale dice: ti scongiuro la lettera del Presidente del Consiglio, che ovviamente è De Gasperi, ti scongiuro di interessarti al problema della terra, non dobbiamo mancare alle promesse fatte, alle nostre direttive sociali, dobbiamo lavorare per risollevare le regioni del sud arretrate, sollevare le condizioni dei braccianti agricoli, favorire la trasformazione della terra e la formazione della piccola proprietà. Naturalmente prosegue la sua carriera politica, diventa nel 1951 ministro della pubblica istruzione, anche lì lascia traccia, penso alla lotta contro l'analfabetismo, alla lotta per l'edilizia scolastica, per la riqualificazione dell'attività didattica. Nel 1954 nel 55, il 6 luglio del 55, diventa Presidente del Consiglio dei Ministri. Un governo di coalizione, era la stagione del centrismo, quindi socialdemocratici, liberali e repubblicani ne costituivano l'asse portante. Sono anni importanti per l'Italia. Sotto la sua presidenza viene firmato il memorandum costitutivo del Trattato di Roma, la firma dei Trattati di Roma, che avviene il 25 marzo del 57. In quegli anni l'Italia viene ammessa all'ONU, all'Organizzazione delle Nazioni Unite, mantiene un comportamento di grande equilibrio nella crisi di Suez e dell'Ungheria del 56, e negli anni della sua presidenza del Consiglio fu approvata la legge istitutiva del CNEL, del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Il disegno di legge istitutivo del Consiglio Superiore della Magistratura si avvia, supera l'esame del Senato nella prima lettura e entra in funzione la Corte Costituzionale, che era rimasta invano nel programma di molti governi. Devo dire che questa propensione, anticipo solo questo, questa propensione sociale di Segni non gli giovò sempre, perché ebbe molti contrasti, molte resistenze anche interne, e addirittura nelle elezioni politiche del 58 Segni praticamente ha un successo politico inferiore a quello che spettava un politico della sua grandezza, della sua rinomanza. Nel collegio sardo un altro candidato ottiene il primato delle preferenze. Nel 58, va ricordato che si svolge la battaglia della riforma fondiaria, su cui si tornerà, e
gli viene quando i liberali ritirano l'appoggio al governo, si dimette. Nel successivo governo, quello diciamo a guida di Tambroni, che era un governo che ha avuto tutta una storia, ci sono stati i fatti di Genova, insomma ha avuto grandi contestazioni perché aveva l'appoggio del movimento sociale in una stagione politica in cui si era molto vicini ancora all'esperienza fascista. Lui, in questo caso, lui tra l'altro da ministro degli esteri gestisce alcuni importanti dossier, penso alla questione dell'Alto Adige, che insomma, gli accordi di Gasperi Gruber al ruolo che ha svolto Segni, e nel 62 viene eletto Presidente della Repubblica. Ecco, diciamo, questo è il culmine della sua... Io qua ti fermerei, perché poi a Segni Presidente della Repubblica ci torniamo, e volevo rientrare sul personaggio Segni da un punto di vista umano, partendo da una frase detta su Antonio Segni da Pietro Nenni, quindi da una parte politica opposta a quella di Segni. Lui descrisse Segni con queste poche parole: un uomo onesto e dalle mani pulite. Allora io a questo punto chiedo di nuovo a Francesco Madonna di leggere alcuni passaggi, un passaggio dal libro di Pasquale Marica e da una nota del giornalista Filippo Ceccarelli, che proprio tratteggiano il carattere e i valori umani e sociali di Antonio Segni. Nota Nicola Adelfi, La Stampa, maggio 1959. Se volete avere una lezione di modestia da parte di uno statista e di buonsenso da parte di una cittadinanza, recatevi la domenica mattina in Piazza d'Italia a Sassari. Dopo la messa di mezzodì, molte migliaia di sassaresi si riversano in quella larga e lunga piazza, passeggiano su e giù dopo il tocco. Antonio Segni, che sia Presidente del Consiglio o privato cittadino, non manca quasi mai a questa tradizionale passeggiata e va avanti e indietro con i familiari e gli amici. Al suo passaggio molti si scappellano, gli augurano buona domenica, chiamandolo col solo nome di professore. Nessuna curiosità da parte dei sassaresi, nessun gesto di piaggeria turba la passeggiata domenicale del rispettabile professore dai capelli bianchi. Dal noto giornalista Filippo Ceccarelli, nel corso di un programma del 2019 dedicato ai presidenti Gronchi, Segni e Saragat, per inciso quest'ultimo, Giuseppe Saragat, a metà sardo da parte del padre di San Luri. Segni, tipico gentiluomo di campagna, nobile di nascita ma popolare per scelta ideale, antifascista e anticomunista, taciturno, sobrio, garbato e al contempo tenace e assertivo, un uomo con una energia ostinata e sorprendente, nonostante il suo fisico esile e gracile, tanto di meritarsi l'affettuosa definizione degasperiana di ammalato di ferro. Allora, professore, questo è suo padre. In effetti ho letto molte cose, anche di scrittori, di giornalisti importanti, che hanno sempre sottolineato questo carattere di suo padre, apparentemente fragile ma intimamente fermo. Beh, lo chiamavano anche il malato di ferro tra le tante soprannomi che l'avevano coniato. In effetti aveva una resistenza dietro l'apparenza magra, asciutta, debole, aveva una resistenza fisica, una capacità di lavoro eccezionale. Mi toccò, dopo la sua malattia al Quirinale, riordinare, assieme naturalmente ai funzionari che erano lì, le carte del suo studio, e rimasi impressionato dalla quantità di lavoro che svolgeva, che era una cosa veramente singolare e strana.
Ma guardi, spesse volte i problemi politici anche più acuti erano vissuti con molta semplicità. Adesso per esempio la riforma agraria. La riforma agraria espropriò 2 persone nella nostra famiglia, mio padre e una mia zia, sorella di mia madre. In realtà le sorelle erano 5 e avevano ricevuto una quota ereditaria che credo fosse uguale. Lì c'erano i problemi catastali, allora credo che fosse un pochettino per i complessi meccanismi legislativi, perché alcune furono toccate e altre no. Mio padre fu contento, in realtà lui pensava che questo autoespropriarsi fosse un atto che garantiva la serietà di chi lo faceva, che rendeva più facile il contatto con il pubblico, quindi per noi non ci fu nessun problema. Invece per mia zia, devo dire che era una carissima persona, fu un grande problema, un trauma psicologico, secondo lei anche un danno economico, sebbene stesse molto bene per la verità. E io ricordo da bambino un dialogo, ero proprio bambino, allora in cui venne a parlare con tanto affetto a mio padre. Io non ricordo esattamente i particolari, però mi ricordo che fu un discorso sostanzialmente allegro. Mio padre non la prendeva molto sul serio, anche se gli voleva come tutti noi molto bene. La frase centrale di mia zia era: Antonino, mettiti una mano sul cuore. E mio padre gli faceva rilevare che la mano sul cuore se l'era messa, ma era arrivato a una conclusione diversa, però tutto in un clima di grande serenità e con questa carissima zia, che è rimasta carissima, intendiamoci, anche dopo la riforma agraria. Sì, interessante. In effetti io mi ricordo che a proposito della riforma agraria, sulla quale adesso chiedo un parere anche ad Antonio Caso, insomma dalla parte sinistra Segni fu definito un bolscevico bianco, cioè dalla parte destra, scusi, fu definito un bolscevico bianco, perché lui, essendo un anticomunista, aveva comunque sottratto terra ai latifondisti, ai proprietari terrieri. Antonio, da un punto di vista sociale, la riforma agraria effettivamente ha avuto degli impatti notevoli sulla struttura dell'economia del paese. Sì, è vero quello che tu dici, bolscevico bianco, pesce rosso in acqua santa, gliene hanno detto di tutti i colori, era un esempio del fatto, un esempio preclaro, molto noto anche all'estero, del fatto che un democristiano come lui, che era nello stesso modo parimenti antifascista e anticomunista, non era però un conservatore. Questa è un po' la cifra politica di Segni, che concepisce una riforma agraria, ma insomma questa riforma che cos'era? Era in sostanza un piano generale di espropriazione per pubblica utilità delle terre incolte dei tanti latifondi presenti nel paese. Siccome la riforma che lui ha concepito era una riforma appunto di carattere generale, incontrò numerosissime resistenze, a cominciare non solo dalle forze dichiaratamente conservatrici, ma anche all'interno del suo partito. Tant'è che più volte, anche in maniera molto autorevole, lo ricordano i diversi storici che se ne sono occupati sulla base degli atti, che fu invitato, ma persino allo stesso De Gasperi, a affrontare la cosa non in termini assolutamente generali, ma partendo dalle realtà del sud, dove i latifondi erano maggiori, più numerosi, di maggiore estensione, e via dicendo, e così fu, perché poi in sostanza fu la prosecuzione della legge Gullo sulla Sila e fu portata a una dimensione più generale, e comunque stiamo parlando di uno che, come ha detto Mario Segni, ha concepito una riforma di tale portata, di carattere generale, di cui ha pagato lui stesso le conseguenze, lui e parte della sua famiglia, diciamo un esempio di rigore morale. E a questo proposito voglio ricordare che lui, che si era collocato a metà come tutta la DC dell'epoca, tra diciamo
che si opponeva sia alle radici finali del fascismo, a quello che ne era rimasto, sia al comunismo, perché quello era il periodo della confrontation, del confronto tra blocchi, era il periodo, lui stesso fu quello che consentì l'installazione dei missili nucleari sul territorio italiano, ma non in chiave diciamo di deterrenza nucleare, quanto in chiave difensiva. Almeno queste sono le motivazioni che si ritrovano nei suoi appunti. C'è un editoriale del New York Times che, facendo la storia e il ritratto dei politici di quel periodo, dice che tra questi, alla sommità dei politici di quel periodo, letteralmente nella traduzione al sommo, al vertice, stava Segni, apro le virgolette, un magnifico tipo di italiano, culturalmente e rigidamente onesto, illuminato e moderato, e più sotto, un vero moderato di centro della coalizione democratica, fermamente legata all'Occidente mediante il Patto Atlantico quale sistema difensivo e l'Unione Europea. Addirittura, nella lettura che ne faceva il Times, la sua scelta di chiamarlo, la sua scelta di accettare, diciamo, la presidenza, di essere la scelta della politica italiana di chiamare Segni alla presidenza del Consiglio, e la chiamata di Colombo al Ministero dell'Agricoltura venivano considerate, riapro le virgolette, come indicazioni di uno spostamento a sinistra, almeno nel settore sociale, mentre riteneva che questo spostamento fosse controbilanciato, riapro le virgolette, dalla scelta di Andreotti al Ministro delle Finanze, di Gonella al Ministro senza portafoglio, due leaders del gruppo prevalentemente di destra della Democrazia Cristiana. Quindi la vocazione sociale era nota in Italia e riconosciuta anche all'estero. Allora, siamo al momento della carriera apicale di Antonio Segni, cioè la nomina Presidente della Repubblica. E per introdurre questa fase su Antonio Segni, della vita di Antonio Segni, chiedo a Francesco Madonna di leggere uno stralcio del giuramento di Antonio Segni. No. Messaggio al popolo italiano. 11 maggio 1962. Discorso alle Camere dopo il giuramento. Onorevoli senatori, onorevoli deputati, sento tutta la solennità e l'impegno del giuramento che ho prestato. Mentre vi parlo, davanti a me il popolo italiano, con le sue ansie e le sue speranze, coloro che vivono ed operano nei confini della patria e quanti al di là dei monti e dei mari serbano nel loro cuore gelosamente l'immagine della nostra terra. Questo popolo, signori, voi rappresentate nella sovranità del Parlamento garanzia e presidio costituzionale di libertà e di giustizia. Ho giurato fedeltà alla Costituzione repubblicana, che ci è sacra, non solo perché è espressione della volontà popolare, ma perché è suggellata dal sacrificio e dalla sofferenza di quanti nel primo e nel secondo risorgimento combatterono e morirono per ridare all'Italia libertà, indipendenza e giustizia. Il giuramento che ho prestato mi impegna nel più intimo e profondo della mia coscienza, in un compito che chiede l'assunzione di gravi responsabilità e doveri per interpretare i supremi interessi di tutta la comunità italiana e per difendere i valori essenziali, la libertà, la pace, l'unità, il continuo ordinato progresso verso una sempre maggiore giustizia ed un più elevato benessere spirituale e materiale. Compito che mi sgomenta e per adempiere il quale spero nella vostra solidarietà e nel conforto del popolo italiano e di voi che lo rappresentate. Mi sarà di sprone e di guida l'esempio dei miei predecessori, sotto la presidenza dei quali l'Italia ha percorso un cammino fecondo e decisivo per la sua storia. Allora, professore, abbiamo sentito concetti quali libertà, equità, giustizia, comunità europea, quindi anche
un precursore per quanto riguarda il carattere di europeismo. Beh, fu un firmatario, era Presidente del Consiglio quando nel 1957 a Roma furono firmati i trattati e fu convinto da sempre, come tutto quel mondo politico, intendiamoci, della missione europeistica dell'Italia, della grande passione della generazione politica. A casa nostra abbiamo respirato Europa da bambini, diciamo così. L'ultimo periodo della sua vita fu più travagliato, Presidente della Repubblica. Intanto il Quirinale lo intristiva molto. Lui cambiò umore entrando, e cambiò umore perché non stava male al Quirinale, una grande, bellissima prigione dorata, e suppliva, reagiva andando in Sardegna ancora più spesso se poteva, insomma. Però poi fu politicamente molto difficile, fu anche molto discussa, come sappiamo, soprattutto le ultime fasi. Io ho visto, accenno che su questo ho sempre seguito e studiato con attenzione, ho scritto un libro che uscirà fra 2 mesi e che, se volete, verrò volentieri a presentare ai sardi, naturalmente, nella quale credo di dimostrare che in realtà le cose furono molto diverse da come una certa stampa e una certa pubblicistica per anni le ha presentate e continua a presentare. La prendiamo in parola per questo libro. Allora, avviamoci alla chiusura e poi interpello ancora sul finale Antonio Casu. Allora, il 7 agosto del 1964 il presidente Segni viene colpito da un grave malore che lo rende inabile, e questa inabilità, lui ovviamente si riprende, ma questa inabilità lo porta il 6 dicembre alle dimissioni. Allora chiedo a Francesco Madonna di leggere la breve lettera agli italiani per le dimissioni. Roma, 6 dicembre 1964. Il Presidente della Repubblica, onorevole Antonio Segni, nel momento in cui ha rassegnato le dimissioni dalle sue alte funzioni, ha rivolto agli italiani il seguente messaggio. Italiani, in età odierna e per mia volontà si conclude il mio mandato presidenziale. La decisione che veramente ho preso, consapevole di non poter porre per lungo tempo tutte le mie energie al servizio del Paese, è dettata dal senso del dovere verso lo Stato, verso la patria tanto amata, verso di voi. In questo momento il mio pensiero va a tutti e a ciascuno di voi, che con il vostro consenso e il vostro affetto rendeste più lieve la mia responsabilità. Mi sorreggeste nei momenti più difficili del mio mandato, mi confortaste nelle ore tristi della mia malattia, per ringraziarvi e inviarvi il mio augurio di pace e di prosperità. Il Dio protegga la nostra patria, vi ispiri a custodire le libertà duramente conquistate, a costruire nella libertà, nella giustizia e nella pace l'avvenire vostro e dei vostri figli. Antonio Segni. Ecco, nel 1972 conclude il suo percorso umano Antonio Segni e ci lascia un galantuomo, un gentiluomo, un uomo giusto, corretto e, per quanto ci riguarda, amico del gremio. Noi, nel concludere, io vorrei chiedere sia a Mario Segni sia ad Antonio Casu qual è, secondo loro, il messaggio che lascia Antonio Segni come uomo, come statista, come politico. Ha fatto parte di una intera generazione politica che è stata, credo, in tutti i settori la migliore che noi abbiamo avuto forse in questi secoli, bisogna dire la verità, assolutamente straordinario, e quindi lascia un messaggio di rimpianto per un'epoca che sotto questo aspetto fu migliore di questa, ma di orgoglio per noi sardi, ma per italiani, per aver avuto uomini di questa dirittura e di questo spessore culturale e politico.
Antonio. Ma penso che si tratti di questo, come ho cercato di delineare sia pure sinteticamente. Si tratta di un esponente di primo piano, di un ceto politico, soprattutto dell'Italia del centrismo, quindi questa è una stagione politica che precede il centro-sinistra, che sono gli anni della ricostruzione, dopo il tracollo, le disgrazie della Seconda Guerra Mondiale, che fa ripartire il tessuto democratico con pienezza di accenti, perché non dimentichiamoci che prima, non solo il ventennio fascista, ma prima diciamo, il regime liberale aveva fatto molto, ma la democrazia si afferma e si sviluppa con la nuova Costituzione del 1° gennaio del 48. Di questo scenario di ricostruzione lui è un protagonista primario, con un disegno chiaro di politica estera, con un disegno chiaro dal punto di vista dell'ambito e del perimetro dell'azione politica, ma certamente con una sensibilità spiccata, sensibilità sociale. Quindi di lui possiamo dire certamente che era un moderato in politica, ma non era un moderato dal punto di vista della sua sensibilità sociale, e questo ne fa un precursore, un esponente anche di quel tipo di democrazia cristiana che poi ha lasciato il segno per almeno un ventennio. Bene, siamo alla conclusione. Io ringrazio veramente con tutto il cuore Antonio Casu, Mario Segni, Francesco Madonna, il nostro segretario Ivan Meloni, l'unico del pubblico presente, tutti gli altri li immaginiamo. Ringraziamo Patrizia, la nostra regista, ringraziamo Iaga, il nostro collaboratore, e dalla Sala Italia del Lunar arrivederci, a presto. Italiani, nel corso di quest'anno, in cui non sono mancati drammatici eventi che hanno tenuto in trepidazione e in angustia i popoli e gli individui pensosi del destino dell'umana civiltà, l'Italia ha continuato a dare il suo attivo contributo alla causa della pace nella libertà e sicurezza e della collaborazione internazionale. In questo quadro essa ha prestato ogni possibile appoggio all'opera che le Nazioni Unite svolgono per la soluzione dei grandi problemi mondiali, in primo luogo quello del disarmo, e ai loro interventi di mediazione e pacificazione in varie parti del mondo. Con lo stesso spirito, il nostro Paese ha continuato a svolgere la sua azione consapevole e ininterrotta, diretta a rafforzare la solidarietà delle nazioni occidentali quale strumento di indipendenza, di pace e di stabilità.